Buongiorno, buongiorno amici, benvenuti in questa nuova escursione. Non giriamoci tanto attorno, sono con Simone. Come ai vecchi tempi, questa volta solo io e Simone. È da 5 anni che non accade una cosa del genere. Ci sarà un dalla motivo. famosa trilogia Montebaldo, Ninolot e Corno le Scale. Noi non diciamo quel nome. Ci troviamo nelle Dolomiti di Zoldo. Più precisamente, la destinazione nostra è Bus del Buson o Rifugio Settimo Alpini. Questa qui era quella che ti dicevo se vogliamo arrivare un po' più su. Però vediamo, adesso dobbiamo fare un anello passando Vediamo se farlo oppure no. Si passa per il Bus del Buson. Non vi dico niente, magari alcuni di voi lo conosceranno, ma non dico che cos'è perché vorrei lasciare la sorpresa a lui. E in realtà sono anche curioso io di vederlo, perché ho visto delle foto e sembra una cosa veramente una figata assurda. Ma poi dal vivo le cose sono molto più fighe. Stavamo facendo anche in macchina un discorso che non farò adesso, farò tra poco, perché mi è venuta in mente una cosa. Non volevo che non fosse registrata e quindi aspetto. Sarà che l'ho sentito dire talmente tante volte che questa cosa ha perso ogni significato buono. Lui è partito dicendo no dai, questa è facile. A parte il fatto che se ogni volta che tu hai detto questa è facile io ti avessi tirato uno schiaffo, tu adesso avresti avresti la temperatura del sole. Sai che mi hai detto in macchina? mi ha detto ormai non ci credo più. È come quando adotti un cane al canile che ha subito maltrattamenti. Quando vede arrivare una mano che lo vuole accarezzare, lui abbassa un po' la testa. Simone in questo momento sono un cane è nello stesso stato. Ti ho maltrattato. Sono un cane abusato appena adottato da un canile. Beh, è così. Allora, siamo in questo bivio dove se andiamo giù per di qua c'è il famoso Bus del Buson. Non spoilerarti, brutto maiale schifoso. Sono le piante. Mentre per di qua Rifugio Settimo Alpini, che è la variante, diciamo, per fare il giro lungo, che comunque noi prenderemo perché poi dopo anche per fare l'anello corto risaliamo su per di qua e poi faremo il giro, almeno penso che sia così. Non spoilerarti, brutto maiale. Vabbè, comunque Bus del Buson dovrebbe essere tecnicamente in dialetto il buco del bucone. Non so perché venga detto. Oh, ma sai che se non me lo dicevi io mica ci arrivavo. Ma tu che sei veneto, ma magari c'è gente che non sa cos'è un Bus del Buson. Che cazzo hai detto tu perché sei veneto? Come ti permetti? Allora, fermiamoci un secondo qui. Veneto, per continuare un discorso che stavamo facendo in macchina. Va a cercarti un veneto con cui parlare. Che l'ho interrotto. Si stava dicendo in macchina, no? Sì, ma qua di fianco le ortiche ci dobbiamo mettere a parlare. C'è uno spiazzo più avanti. No, questo è il momento giusto. Ecco, devo star così? Mettiti un po' più qua, non rompere il cazzo. Ti stava parlando delle vecchie escursioni sul Baldo, nel Ninolot. È nato il discorso perché noi qua siamo relativamente vicini al Ninolot, perché è a Vittorio Veneto. Allora abbiamo iniziato a parlare, no? Io gli ho detto guarda, tutto sommato quelle escursioni lì magari non sono state piacevoli sul subito, ma adesso si raccontano col sorriso. Nel senso, se sono così tanto piaciute, se ne stiamo ancora parlando, è perché in qualche modo lui ha sofferto. Se fossero state una scampagnata normale in un prato, non ne staremo parlando ora. E gli ho detto tutte tranne una, probabilmente quella peggiore è stata il Monte Serva. E lui mi ha detto non voglio più vedere il Monte Serva. Beh Simone, quello è il Monte Serva. Monte Serva è il mio arcinemico. Ci rivediamo ancora. Noi eravamo saliti lassù. Eravamo lassù. Vedi che c'è una punta lì più a destra, più bassa. Ecco, quella lì è il cazzo del Monte Serva. No, quella era la famosa rupe dei re che tu mi hai detto lassù dobbiamo andare. Ma là dove hanno battezzato Simba. Poi ci rampeghiamo su e andiamo là in cima. Là in cima. Ma là dove hanno battezzato Simba? Beh amici, noi ci eravamo fatti tutto quel boschetto, avevamo fatto tutto quel crinale lì. Io me ne vado. Ed eravamo saliti. Mi ha fatto ridere perché mi ha detto no, io il Monte Serva non lo voglio più vedere. Ho guardato in alto e c'era il Serva. Ecco perché hai riso, pezzo di merda. Non potevamo discuterne qua, capito? Che faccio così, vedi, non colpisco niente. Ho capito. Devo stare così per parlare. Sì, ma non vedo il Serva da qua. La gag dove stava? E non è una bella cosa vederlo. Vabbè, comunque diciamo che noi siamo nella vallata tra lo Schiara, perché siamo nelle Dolomiti di Zoldo, nel gruppo della Schiara, e la Schiara è la cima più alta delle Dolomiti di Zoldo. Non credo di tantissimo rispetto al Serva, perché lo Schiara è di 2005
1,65 credo, non vorrei dire una stronzata. Una panchina, ti hanno anche messo. Però dovevamo parlarne per ammirare il serbo. Però non dovevamo parlare io che ne so della panchina. E noi ci siamo proprio in mezzo, quindi tra lo Schiara e il Monte Serva noi ci siamo in mezzo, e tra poco vi faccio vedere insomma la parte bella che dicevo. Si va? se dobbiamo. Monte Serva, che la cui partenza era, se non vado errato, al Col di Roanza. Scusate se stiamo ridendo in modo completamente decontestualizzato, ma ovviamente off camera diciamo altrettante stronzate quante ne diciamo in camera, e in questo specifico caso stavamo prendendo per il culo mio fratello Dario, tanto per cambiare. Ma ho acceso la Vabbè, un giorno vi racconteremo. L'ho accesa perché volevo farvi vedere questa parte qui che sembra essere molto gradevole. Vediamo un po'. Oh. Il cavallo imbestialito. Due piante delle, a parte che non è porre ma sarebbe forre. Maria Piero Angela, credo. Sì, sai cosa sono le forre? Non ne ho idea di cosa. Io adesso faccio lo splendido, ma l'ho letto prima al bar. Le forre sono delle pareti verticali dove in mezzo passa un corso d'acqua. Quindi tu magari stai camminando in mezzo e di fianco hai delle pareti tipo un canyon. Tipo, sì, esatto. Penso che forra sia il nome italiano di canyon. Tipo canyon, ma in sapore di ventennio, tipo la salsa arlecchino al posto del ketchup. Dai, andiamo a vedere queste forre. Beh, questa piega un po' di più, guarda dove è la panchina. Non la vedo. Ascolta, adesso quando il canale... Ma c'è un'altra panchina? Quando il canale ti monetizza bene, diciamo che ci prendiamo due Sherpa a gocciola, sbrodola. Penzola, madonna, proprio sudicio. Siamo arrivati nella parte delle forre ed effettivamente devo dire che è molto suggestiva. Prego, vai avanti tu. Che bellino. Vero? Questa è la parte più spoiler. Questa è la parte bella, era la parte un po' più particolare dell'escursione ed è veramente molto molto bella. Prima ci passava un torrente, penso svariati milioni di anni fa, perché è un torrente fossile, e adesso il fiume si è spostato 150 metri più in basso, ha smesso di passare per di qua, e quindi qua dopo si è seccato tutto e questo è quanto è rimasto. Ah, fighissimo. Sono solo 200 metri, quindi noi faremo 200 metri di questo tipo di percorso qui, ma ce li godremo tutti perché non ho mai vissuto un'ambientazione naturale di questo tipo. Ci pensi che comunque questa roba qua era un fondale marino? Sì, ho toccato la storia. Bene, bene, abbiamo passato il test di Simone, che non è il grado Simone, è il test di Simone. Il test di Simone vuol dire che questo posto gli è piaciuto. Cazzo, che credo che c'è qua. Sì, qua c'è un po' freddino. Questo è il posto più bello. Questo è il posto più bello dove io sia mai stato. Dai, cazzo, devo censurare. Wow, ancora più bella quella parte lì, con tutto il verde che scende. Cazzo, sembra uno di quei posti... Oh, siamo in Uncharted comunque. Esatto, stavo dicendo la stessa identica cosa, sembra uno dei posti di Uncharted. O di Tomb Raider o cose così. Madonna cara. E niente. E niente. Mi porti sul Monte Serva, poi te ne esci con una cosa così e di colpo ti fai perdonare. Se solo avessi saputo all'epoca mentre stavamo facendo Serva che proprio accanto a sinistra c'era un po' così. Se ho guardato abbastanza film ed ho guardati ed ho giocato abbastanza giochi ed ho giocato, da questo punto in poi c'è la parte sotterranea dove sono i mostri. Ma guarda che bello. Dai, qua lo puoi far volare però il drone. Sì, qua sì, dai. Ho provato a fare volare il drone. Ho solo detto che ho provato a fare volare il drone. Cosa ti ha fatto ridere così tanto? È perché loro non l'hanno ancora visto, vero? Ho provato a far volare il drone, ma qui non c'era segnale perché ovviamente siamo dentro a una forra. I comandi non funzionavano proprio immediatamente. Non me ne sono accorto. Ho portato indietro il drone, è andato dritto sparato nella coscia di Simone e mi ha fatto ridere perché si è sentito. Target locked.
E io intanto dicevo, ma no dai, adesso si ferma, ed era più o meno a 30 metri da qua. No dai, adesso si ferma, erano 15. Ok dai, forse non si ferma, e mi ha preso. E niente. Comunque non ho sputato per il content. Comunque sembrerebbe i 200 metri di questo posto stiano volgendo al termine. Sento già l'odore di mediocrità. Ah dai, ancora un pochino c'è, però quella parte là, cavolo, è veramente bellissima. Tu soffri di claustrofobia? No. Ti piacerebbe fare un percorso speleologico? No. Speleologo in che... Ma che cosa? Ehi! Ho un dubbio. Ho un dubbio. Qua c'è un violino. No, è una bella installazione artistica. Ma là c'è una tenda. Ma siamo finiti nella contea? Andiamo a vedere quella tenda. Maial, il sito archeologico di Col del Buson, nella valle dell'Ardo. Ma sai che io mi sa che qua mi fermo e mangio un panino? Ambientazione della capanna dell'età del rame, con le vicine aree di focolare. Nel corso dello scavo archeologico è stato riconosciuto il perimetro della capanna in blocchi di pietra, mentre le caratteristiche del suolo non hanno permesso la conservazione delle buche e pali a sostegno della parete del tetto. Pertanto la ricostruzione che viene qui proposta è frutto di confronti con i meglio noti esemplari degli abitati di pianura. Ok, quindi il perimetro di questa cosa qui dovrebbe essere archeologico, giusto? Però la struttura è stata rifatta sulle conoscenze che loro avevano. Tra il V e il IV millennio avanti Cristo. Bellissimo sto posto. Tra l'altro nei sentieri che ho visto di altre persone che sono passate di qua non ho visto foto di questa capanna. Cioè, capito perché non lo volevo fare alla fine? Adesso tutto ciò che vedremo da adesso in poi fa schifo in confronto. Sì, credo di sì. Certo che però 2 sedie Nell'età del rame potevano metterle. avevano la tecnologia per fare la DSL, non vedo perché non potevano fare anche 2 sedie. Allora, io quando vado da mia madre mi metto via il fatto che non mangio carne, nel senso devo accettare il fatto che non accadrà. Però cerco di limitare il più possibile. Ma tu gliel'hai Mia detto? madre, sì, certo. Lei si sbatte il cazzo, certo. te lo fa mangiare lo stesso. Sì, ieri quando sono arrivato venerdì a pranzo mi fa: oh, sti giorni qui niente carne. Ho detto: oh, brava, stasera sepe. Vabbè, c'è quella concezione della carne che Spiedina del di pesce che... Sì, sì, stasera solo pesce. Vabbè, ora a sto punto mangio anch'io, cazzo. Come fa l'escursione? Cioè, sì, ma io non posso morire qua. No, non so se posso. quello era un sasso portante. Io non sto scherzando, questo qui è probabilmente uno dei posti più bellini che ho visto finora. È chiaro che è un altro tipo di paesaggio. Un conto è se vai su una cima e vedi tutte le montagne, un panorama incredibile. Qua non è che sia un panorama incredibile, però mi piace proprio Il mood. mi ricorda anche un po' il mio appartamento a Milano. Adesso non esageriamo. Più bello questo. Non esageriamo, questo è un tetto. Pausa cibo fatta, adesso stiamo tornando, lasciamo questo posto sito archeologico con gratitudine. Là c'è il canyon, adesso saliamo su per di là e poi continuiamo con il nostro giro ad anello. Stavo dicendo prima che ormai il bello dell'escursione è visto, ma non è così, perché mi ha ricordato effettivamente Simone che c'è una parte con dell'acqua e c'è un'altra zona che secondo me sarà molto molto bella. Questa volta con l'escursione ci ho proprio azzeccato. Ciao casetta. Insomma, queste escursioni è anche un po' tema musicale, c'è un sacco di riferimenti musicali a chiave di violino. Abbiamo rifatto il pezzo in salita dal bus del Buson. Siamo di nuovo per il sentiero. Quando eravamo al bivio prima di scendere giù per il bus c'era il cartello che diceva Rifugio Settimo Alpini. Se avessimo tirato dritto ci saremmo ritrovati qui per poi andare di là e poi fare il sentiero d'anello. Noi invece là siamo scesi giù, ci siamo fatti tutto il canyon sotto e adesso siamo ritornati su per di qua e infatti qui dice bus del Buson un quarto d'ora giù per di qua e Rifugio Settimo Alpini di là. Siamo a Col d'Abel, 750 metri di quota, dovremo arrivare più o meno a 850 di quota, quindi ce ne sono un altro centinaio circa. Mi piacerebbe in futuro portarvi sulla cima dello Schiara, che però da quanto so è raggiungibile solo tramite 2 o 3 ferrate, quindi potete già immaginare che non sarà un'escursione con lui. Guardate che bello questo scorcio sul Monte Serva. Adesso tu hai dei ricordi ovviamente terribili di questa montagna, ma se facciamo finta che tu non ci sia mai salito, obiettivamente vedere questo strato di alberi verdi e poi là sopra quella roccia con quell'erba un po' più marroncina è molto figo. Anche quel taglio delle montagne che ricorda un po' la Seceda dei poveri. Non so, questa montagna qua era una delle mie preferite, anche una delle più faticose in realtà che ho fatto, però veramente bello.
E noi eravamo entrati da là. Abbiamo fatto il pezzo di boschetto che vedi lì. Quando il bosco termina là in fondo, se segui la cresta e il crinale, Sì, no? noi avevamo la rupe dei re a sinistra quando siamo usciti. Quando siamo usciti, che ci siamo seduti sulla panchina, che io ho fatto la dronata, la prima dronata, l'ho fatta là al termine degli alberi. E poi c'era tutta la salita e poi là c'era la parte zigzag e via dicendo. Guarda, vedi l'acqua? Guarda che se mi fai 8, cioè, allora se mi fai 8, buttami giù sul serio. perché L'infarto sarebbe peggiore della caduta. Quel rigolo d'acqua, ma non c'è bisogno che ti sporgi, è proprio là. sì, ok. La puoi vedere anche da qui, nel senso. Sì, ma me l'hai detto alla fine però. Qui c'è un cavo di ferro che però non era scritto. No dai, scherzo, penso che sia solo perché c'è quel punto lì magari un po' più stretto. Ma perché hanno messo il ferro? Per aggrapparti. Perché ci dovrebbe essere il bisogno di aggrapparsi? Per scrupolo. No, aspetta. Che cosa c'è scritto su quel cartello? Passare rapidamente. Vabbè, ma per caduta sassi. Ah beh. Ma sì dai, sarà perché sto punto qui è stretto. Cioè hai fatto sentieri peggiori comunque. E stai pregando? Cosa stai facendo? Ma oltretutto termina qui. Allora, volevo fare una piccola interruzione, comunque siamo quasi arrivati al punto poi del bivio che vi dirò. Ma faccio una piccola interruzione perché qui c'è una distesa infinita di quello che sono abbastanza sicuro nel dire che sia aglio orsino, una pianta che cresce naturalmente in mezzo al bosco, ma non mi era mai capitato di trovarlo o di trovarne così tanto. E lo dico perché attraversando questo punto qui, cioè potete vedere tutta questa distesa qui, è aglio orsino. Cazzo, c'è odore di aglio qua. Attraversando questo punto c'è odore di aglio, è commestibile nel senso che si raccolgono le foglie e si può cucinare, si possono fare le bruschette con, mi raccomando non fatelo con questa perché questa è una felce e potrebbe finire in modo un po' diverso. E quindi niente, stiamo attraversando questo odore, infatti io sentivo questo odore di aglio, mi guardo per terra e dico ma cazzo, ma questo è aglio orsino. Madonna, ma ce n'è una valanga. Sì, ha proprio lo stesso identico odore. Ah, qua c'è anche un piccolo punto di ristoro, c'è una fontanella. Non ho l'entero germino, mi fido. Ma sì, baby, io ho bevuto direttamente da un torrente. Sì, abbiamo bevuto dalle fogne. È vero? In effetti, cazzo fai lo schizzinoso. Eccoci qua, c'è un ponticello con un tratto del torrente che penso sia il torrente che leggevamo prima, quello spostato 150 metri sotto. È molto bello, dovremo poi incontrare anche al ritorno delle zone dove effettivamente si può avere incontri più ravvicinati con l'acqua. E qua dovrebbe esserci un bivio dove effettivamente si va al rifugio Settimo Alpini o si ritorna indietro. Ecco, allora mi ricordavo bene, vedi rifugio Col di Roanza. Per quanti soldi andresti fino alla partenza di Monteserva e ti faresti il Monteserva? Tu e nessuno nel mondo ha abbastanza soldi per Vabbè, convincermi a fare questa cosa. Io sono ininfluente. Case Bortotte da dove veniamo, rifugio Settimo Alpini è super di là e arrivate fino al rifugio che porta sotto alla Schiara. Noi prendiamo per rifugio Col di Roanza, che tra l'altro è dove vi dicevo che Col di Roanza è la partenza del Serva, però questo è un anello che ci porta poi a Case Bortotte e quindi noi di qua andiamo e attraversiamo anche poi, costeggiamo un pochino il torrente. E quello era il famoso bivio che vi dicevo, se volevate fare il sentiero lungo per andare sul rifugio dovete andare di là, mentre l'anello più corto e via per di qua. È bello. Io invece devo capire da dove si passa per... Ah, di là, bisogna attraversare il torrente. Come bisogna attraversare? Vedi che c'è il segnale Kaila. In qualche modo lo attraversiamo, beh. Vabbè, aspettiamo il vaporetto, no? In effetti è un po' strano che non ci sia un ponte comodo, però si potrebbe andare via per di qua. Salve! Ci sono delle persone anche lì in uno stallo intellettuale. Suppongo si possa passare anche di qua. Guarda il marito che va in avanti scoperta. Attraversiamo sto posto qua. Io avevo visto che c'era dalle foto un pontino di legno stretto e forse era il punto che passava per di qua. Adesso non c'è più il pontino, ma un modo lo troviamo. Guardate che bello. Bellissima comunque questa vista. Guardate la Schiara. Da Nuova Zelanda. Finalmente la primavera, il verde si vede. Ero stufo di fare escursioni sulla neve. Altro bivietto, noi seguiamo sempre per Col di Roanza 519. Ovviamente non dobbiamo andare al Col di Roanza perché poi noi ci fermiamo a Case Bortotte. Questo è l'itinerario. Questo qui era il sentiero che avevamo fatto quella volta sul Serva. Avevamo fatto così e poi fino qua su. Noi adesso invece abbiamo fatto qua e non si vede tanto bene in realtà, però 501 abbiamo fatto questo e adesso ci troviamo praticamente qui dove questo bivio qua, se noi andassimo per questo sentiero qui si prenderebbe questo qui viola. Noi invece adesso scendiamo giù per di qua per il 519. Qua non è segnato però si può fare e c'è l'anello che va giù per di qua per il 519. Questa qui è la galleria del Serva. È vero, noi ci stiamo passando dentro. Devo dire che cosa ci faccio io dentro quella galleria?
adesso ci stiamo accingendo. C'era scritto infatti tipo portatemi una torcia o cose così. Ah, vabbè. Allora hai vinto tu. Allora, a meno che non ci siano dei punti brutti. Tipo questo. Bello. Bello in che senso? No, la vista dico è figa. Vabbè, è chiaro che qua giù c'è uno stropio. Vabbè, di qua non si vede da nessuna parte. Però se vieni fino qua, fighissimo. Questo è un esemplare di Simone che cerca di combattere le sue paure. Abbassa il baricentro per... Se mi fai 8, Non fatti, pare ti faccio occhio qui. io ti giuro. Però potrei sfanalarti gli occhi. È fighissimo. No, non ce la faccio. Fantastico. Bellissimo. Cavolo, bellissimo. Guarda, l'unica altra escursione dove effettivamente era un'emozione dopo l'altra era il giro del lago di Antrona, la diga di Campliccioli, il Cingino. Era quella che ho fatto con Laura e sono andato... Che c'era la diga che non hanno finito di costruire? No, quella era la diga del Gleno. La valle di Antrona era quella dove abbiamo visto 3 o 4 laghi e siamo entrati dentro quel tunnel con quel tubo alla nostra sinistra. Sai che forse non l'ho visto? Guardala perché è una delle più belle secondo me di escursioni. Dentro c'era una galleria di 2 chilometri che l'abbiamo percorsa per 40 minuti, ma non era così, eravamo dentro una cosa dove io non ci stavo sopra, avevo la testa abbassata, avevo un tubo di fianco a me e c'era un po' bagnato per terra, è stato un casino. Però quando sono uscito da quel tunnel penso di aver provato dei momenti di stupore più grandi della mia vita, perché sono uscito da questo cancelletto, oltretutto siamo arrivati e c'era l'apertura fuori e quando abbiamo fatto così non si apriva. È chiuso. Non si apriva, esatto. Poi dopo abbiamo messo la mano fuori, abbiamo aperto, siamo usciti e c'era un panorama incredibile, c'era una cosa mostruosa. Ciao! Fai a sbocco. È finita la galleria là. Potrebbe saltare fuori che questa uscita potrebbe avere un voto alto. Attenzione, la più bella finora della tua vita. Attento a quello che dici. Conosco te, so quello che può farmi la montagna, aspetto di arrivare alla macchina per dare un voto. Va bene. Qua se vogliamo è ancora peggio. Allora fin qua niente, qua inizia a... Vai. Guardate a quanto c'è vicino. Zitto! È bravissimo. Non starmi dietro. No, va bene. Dio, madonna. Ah, io ti confesso, sto iniziando a percepire anche un po' di fame. Qua si va in fondo, cavolo, qui è... Madò! Minchia! Stai facendo? No, ma qua c'è spazio, qua non è come le altre. C'è la stessa cosa che ho visto di là, però non so, per qualche motivo ogni volta che lo vedo mi piace. Stavolta qua è figa però. Ma anche l'altra volta era bella. Tutte le volte. No, beh, è bello. Va anche giù un po' più. No, questo non mi dà fastidio. Oddio, Non è che- fammici ragionare un attimo. Ma che sei migliorato un casino tu comunque. Io prima queste cose qua non potevi mica avvicinarti neanche. Queste no. Queste No, non ti avvicinavi a queste cose. cazzo tu stai prima. dicendo bello. No, non ti avvicinavi a queste cose. Madò. Ma si vede dal video? Se faccio così si vede sì. Però non rende minimamente. Come sempre d'altronde, video e foto non rendono minimamente. Scusate, io adesso stop e faccio una foto perché è bellissimo.
Siamo usciti dalla galleria, adesso proseguiamo verso la discesa. Comunque questa zona è veramente molto bella. Siamo usciti dal Serva, io ho avuto la mia vendetta. Esatto. Ufficializzo che la parte del canyon non era l'unica parte bella di questa escursione. Voglio sedermi su quella panchina. Questa è anche l'escursione delle panchine. Abbiamo incontrato 1 miliardo di panchine. Non passi come una cosa negativa questa. Beh, in certe zone non aveva senso metterle. In questa qui, ad esempio, sembra che abbia senso. E infatti, guardate che bello che è. Sì, effettivamente le nubi iniziano a essere un po' più piovose. Verso le 4 c'è scritto possibili temporali, adesso è l'1:30, quindi ce la stiamo ancora cavando abbastanza. Yay. Piccoli granelli, ma comunque Grandi nello spirito. ma grandi nello spirito, sì. Grandi nello spirito. Oh, ne sto sparando una dietro l'altra, bellissime oggi. E volevo farvi vedere quest'ultimo punto qui, il Ponte della Mortis. È chiamato così perché effettivamente se si cade si mortis. Cazzo, che figata. Ecco, è come se noi prima nel canyon fossimo stati nel letto di quel fiume e avessimo visto tutto quanto la salita. Fighissimo. Che palle quest'ultimo pezzo di pioggia, mannaggia, mannaggia. Se fosse arrivata mezz'oretta dopo sarebbe stato stupendo. La grandine sembra che abbia smesso, resta comunque la pioggia. E guarda che la GoPro è impermeabile, già di base. Era troppo tutto dannatamente perfetto. Ci sono state solo 2 debacle in questa escursione. Borgovial forse. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Sta smettendo, senti. Questo cartello mi aspetto che mi dica Case Bortot. Case Bortot. Super di là. Questa è l'ultima salita. Dio de Dio. Forza e coraggio. Dai che manca pochissimo. Non ho il cuore di dire che qui peggiora. Vai Bel, stai andando alla grande. Ce la stai facendo. Ho avuto lievi allucinazioni. La verità è che è stata una piacevolissima giornata. Certo, con un piccolo sforzo finale. Io mi accampo qua. No, allora il tratto finale è leggermente inclinato. Diciamo le cose come stanno. Se non volete fare troppo fatica, lui suggerisce di fare il giro che abbiamo fatto noi, quindi l'anello partendo, cioè in senso orario, partendo da sinistra, no? Quando arrivate alla galleria, quella bella dove abbiamo fatto tutto, Alla galleria non fatevi prendere dalla curiosità di dire ma che cosa c'è oltre? No, tornate indietro. Se siete delle pussy che non volete concludere l'anello e volete tornare indietro, sicuramente farete meno fatica. Tuttavia è altresì vero che noi siamo uomini e questa parte qui effettivamente di ritorno piega un po', però è quasi finita e poi siamo arrivati. La nota positiva è che ha smesso di piovere. 2 tornanti, 1-2. Cosa ridi? Se non la smetti, Cosa ridi? se avessi una pistola con soli 2 colpi, fossi in una stanza con Hitler, Stalin e te, sparerei a te 2 volte. Via il Ponte Mortis. Esatto. Allora, siamo quasi arrivati alla fine della salita praticamente. Lì c'è la parte asfaltata, quindi adesso saliamo per di qua. Ponte Fasoi, guarda. È dunque finita questa escursione, siamo arrivati al parcheggio. Guardate la maestosità del Serva. Ho un po' vergogna adesso a farti il questionario. Quanto ti è piaciuta questa escursione? Della mia checklist più o meno ne mancava soltanto una, quindi meno di 9,5 non posso dare. Quanto ti è piaciuta? Sì. Ma dai, 9,5. Nonostante la parte finale. Sì, cioè perché c'è caruccia. Tuttavia. Fatica. Arrivati alla galleria, qua manca praticamente la birra a fine percorso e sarebbe 10. Fatica sì, comunque in montagna sia in montagna, un 5,5, 6 gliela do Ma non alla dire fesserie. gliela do alla Ma fatica. se stai morendo. Aspetta, Ah, ok. tu non hai ascoltato tutto dall'inizio. Fino alla galleria ho detto. Hai ragione. E poi mannaggia, aspetta che muoio un attimo. Poi si arriva a quel tratto là e la fatica. Io adesso al Serva non mi ricordo che cosa avevo, non mi ricordo neanche se ho votato io al Serva. Hai avuto le forze di votare con gli occhi intrisi d'odio. Fatica O forse non mi ricordo. un 8,5. Ok, 3 punti. Più aspetto e più alzo il voto, quindi è meglio se mi fermo qua. E per quanto rifaresti? Dai, facciamo finta fino alla galleria e poi torni indietro. Mi allunghi Mi allunghi 20.000 e... 20.000? Oh diavolo. E il grado Simone? Non c'è, No, dai. poco. Cioè, vabbè, c'è stato perché ti avvicinavi tu, Sì. ma non è che c'era un pezzo obbligato dove tu dovevi passare. Grado Simone 2,5, ma proprio quel mezzo
perché sono andato in cerca Regalato. io. Grazie di aver guardato questa escursione, mi mancava fare un'escursione da solo con lui, è stata molto bella, molto divertente. Mi sarebbe piaciuto dire la stessa cosa. Ti è dato 9,5. Se è piaciuta anche a voi 9,5 quanto è piaciuto a lui, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Queste cose andrebbero fatte all'inizio, ma io non arriverà mai nessuno a questo punto. Ci vediamo alla prossima escursione, forse con lui.